comincia... comunque, no, ora cosa, Vito, comunque questi bambini stanno a fare troppo cazzo, troppo macello, Sì. troppo schifo, ti No, no, questo giuro. è vero, è vero. No, ma Vito, sono andato con una macchina che non sapevano che ero io Sì. e sono andato là a vedere quello che cazzo facevano. Ah, ok. Vit, lo schifo, ti dico lo schifo, lo schifo. Cioè, un bambino diceva sempre in bare, è normale che là in centrale ti prendono per il culo, no? Sì, sì. Questo ho cominciato a fare, ah, ora che mi miei, cerchi rogna, ti spariamo, hanno cominciato la sparatoria centrale. Dai, passiamo pure noi per mongoli, Non si possono prendere. passiamo noi per stupidi, davvero. Ma non ce l'ho più. No, ok, c'è quella là, vediamo quanto mi dà per la ZL1. Salve, Buonasera. salve. Salve, salve. Buonasera, Prego. come state? Tutto bene, Tutto grazie. Prego, ragazzi, diteci pure. Una domanda, una ZL1 Camaro, Ok? color oro, quanto la luce? Mamma, quante macchine che ci stanno. Questo da nuovo. Quindi 210.000, 105.000? Esatto. Anche se è una colorazione particolare? Sì, 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 quella non influisce nel prezzo. La devi incastonare duro se vuoi il prezzo di più alto. La devi? Capito? Incastonare duro se la vuoi il prezzo più alto. In che Beh, deve senso? essere duro proprio duro Massiccio. Ah, top. più o meno siamo là, oro massiccio quasi. Sì, quella è la valutazione. Ok, do un'occhiata che macchinette, Fai pure, Fai fai pure. pure. Allora, vediamo che c'è. Ha telefonato poi la figlia della Stolberg che mi ha detto che deve vendere 2 macchine che passa poi verso quest'ora qua. Va bene. Era una Veloster e una M135, solo che lei ce l'aveva forchita e ha detto guarda io non le prendo perché come sai tutto mi fa ma anche stock va Sì, sì, bene. sì. Ok. Ah, dobbiamo poi prendere dal magazzino la quota Ok. che l'ho Vado a prendere? venduta. Sì, o vai tu, vado io come vuoi. Vai, vado. Volevo sapere un'informazione, ma il signor Taco Sì. è passato a prendersi la Land Rover, perché quella lì è una bella macchina, è solo che poi ho visto l'annuncio in mercato RP e ha scritto che passava a prenderla. No, non è venuto. Ah, non è venuto. No, E perché il Land Rover abbiamo il Defender e il Range Sport. Tutti e due Ah, ancora. No, ok. no, non è venuto. Va bene, allora non è venuto. Mentre per la Veneno, quanto sarebbe il costo? Allora, la Veneno costa 1.990.000, ma ha il motore 4. Ah, ok. Quindi già il massimo del motore, devi solo aggiungere il turbo. Come velocità, ti parlo. Sì, sì, Liganguli culi culi, È wagia, bellissimo, quello lì ce l'ho. lingangu. ho Solo capito. che diciamo che se vuoi te la metto fuori, se vuoi vederla. Ciao, gatto. Sì, se è possibile, sì. Certo, certo. Solo trovarla. Sì. Infatti ci sono un sacco di auto. Io vorrei comprarmi un'ape Allora, car. non si può. Lo so, ormai non si può più. Io ce Peccato. l'ho, se vuoi te la potessi te la venderei, ma... Eccola qua, guarda. Pagherei fior di quattrini per un'ape car. Ah, qua, eccola. Tony, che dici? Questa qua è bella? Quale, bianca? Qual è? Questa qua? Lamborghini? Sì. Ma 1.900.000. Cioè, un sacco, fra. 1.900.000. Però questa è la macchina più veloce e più bella, eh? Sì. Mi sentite? Sì, Sì, sì. Sì. ora la sentiamo, caro. Sì, io ce l'ho. Oh, bello. C'è un amico che ce l'ha ed è veramente bella. Boh, non lo so, anzi, non so neanche se ci arrivo. Voglio vedere un attimo. Sembra, no, è molto, molto, molto bella, eh. C'è da dire niente, molto bella.
Sì, devo Senti, chiedere... Sì, 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 sì. sì, sì. a posto. Devo chiedere al mio amico di farmi un favore, farmi qualche modifica a gratis. Eh, Chi è questo tuo amico? Scusi. È il proprietario dell'officina Autosavace. Ah. Beh, resterei con tipo 100.000 addosso. Aiuto. Bah, Vabbè, io ieri sono rimasto un 20k, ti ricordo ah, questo. vabbè. È possibile... Ma no, dove è Però, andato il proprietario del... Ah, lì. Posso andare a parlare È là, è direttamente là. con lui? Sì. Magari mi fa uno che cos'è sconto. questo No, maschilismo? non credo. Scusa. Non è Cos'è che... questo Salve? maschilismo? Salve, dimmi pure, dimmi Questo è pure. Non è maschilismo, che mi potrebbe fare un piccolo sconto su quella macchina che l'ha esposta. Ragazzi, i prezzi sono fissi purtroppo. Ma lei cerca gli sconti, ma... Ah, io sono Lo un so, lo so, povero, sono sono un macchine povero di costose. città, cioè... Vabbè, No, ragazzi, non posso togliere niente se ne è un casino. va buono. E allora niente, dai, Ma nuova quanto costa? 4 milioni? 1,6. 1.600.000. 1,6 milioni Sì. nuova. Eh Sì. sì, è Con solo le che modifiche, lui full ci ha kit costa 6 messo... milioni. Esatto. E questo è full kit? No, è No, solo motore questa mi 4. sa che c'ha solo il motore 4. Sì. Prendila, Sì. prendila, è buona, prendila. Il mio amico comunque non penso mi farebbe risparmiare tipo 4 milioni. Non lo farebbe mai. Non credo, non credo, non credo. Ok, dai, la prendo così, se è possibile. Ma mi scusi, il pagamento posso farlo come? L'importante è che i soldi ce li hai in banca perché faccio la fattura direttamente dalla E allora devo ritornare fra qualche secondo perché devo andarli a mettere in banca. Ah, no, sta proprio qua a fianco la banca. Va bene, e allora arrivo fra poco. Mazza, ma lei signora ha un A dopo, sacco di ragazzi. soldi, Un sacco di soldi lei, signore. Addosso sì, addosso sì. Mo Aspetta che gli, ti passo questo. mo gli faccio un fermo, Mo a questo lo rubo. Scusi, quanti soldi c'hai sopra? Beh, qua che ti faccio un fermo. Minchia, sì, però è bellissima, Sì, è bella, bella. Minchia, quanto cazzo c'hai, scusa? 2-2. Porca troia. Beh, sì. Ma da quant'è che conservi? Senti, diciamo che sto in città qua da fine novembre, circa i primi di dicembre in realtà. È solo che poi mi sono comprato una casa e l'ho venduta, poi ho comprato un'altra, cioè però ci ho perso. Poi ho comprato una villa da 2 milioni e anche là ho perso quasi 300.000. Se no, in realtà avrei qualcosina in più. Allora, lì io seguo. Ah, yes. Ci sono tre. Va. Questo è uno. Ok. Vediamo cosa ho ancora. Vabbè. Sei King del Sword. Diciamo che alzo un po' la posta aiutando gli altri, va. Sì, ho capito. Ti pagano bene? Insomma. Preferirei essere pagato di più. I can play CH. Ciao Fra, benvenuto qui in Occhietti. Sto comprando una veleno e spero sia un buon affare. In realtà, cioè, credo sia una buona macchina, va. Stai volando! Lo so, immagino. Stai volando malissimo! Immagino. Mi senti? Cioè, boh, non lo so se mi sente. Sì, ma dopo un po'. Cade 289 ha appena iniziato a seguirti. Oh, grazie per il follower, Fra. Oh, questo sta pieno di soldi, Bastate Vabbè. di più, almeno 2 milioni. Oh, bastardo. Che cazzo dice a questi qua? Non dire queste cose.
Beh, niente. Comunque, devo farvi vedere il documento che sta qua. Matteo o la signora? Che lo stai facendo tu? Faccio io? Fai tu, fai tu. Faccio io? Allora. Ok. Allora, È l'Avenino, no? Che sta prendendo? Sì, Sì. motore 4. Vuoi dargliela pure? Ok. Ecco a lei, fatto tutto, faccia le log e la trovo in garage. Grazie mille, Ok, signore. niente. Signor Matteo, mi scusi se Mi dica. vi saluta Niccolò che lavora qui in città, penso, non so per lei, ha detto. Ma chi? Parventi? Non lo so, ha detto che però è un po' che non entra in città, quindi penso... Ah, allora è lui. Sì, sì, ricambia Nicolò, salutamelo. Ok, grazie mille. Quindi, Grazie, arrivederci. cioè, ho già pagato e tutto? Sì, 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 tutto fatto. Ah, ok, grazie mille. Ok, a A lei, posto. arrivederci, salve. Salve. Ciao. Ciao. Perché poi non so quanto mi danno a me, ok? Scusa, stiamo parlando un attimo. Vai, ok, vado a provare la veleno. Sono puffato un attimo di nuovo. Vabbè. Ma l'hai comprata? Sì, ora la vado a prendere. Ok. Ma aspetta, ma veramente ti danno 110k per... Cioè, ma più auto fai, meglio è? Cioè, non ho capito. Certo. Ciao Rick, scusami se non lo so se è scritto ora o poco fa. E niente. Sì, sono pugliese, fra. Ah, lasciamola qua, va. Sì, è un bravo ragazzo, vero. Poi, se non sbaglio, è della mia stessa città, credo. Che faccio di bello in città? E ho speso un sacco di soldi da lui per prendermi una veleno. No, è l'auto che volevo da un po', quindi... che però non trovo in garage. Hmm. Ah, forse è il prossimo ravvio, vero? Aspetta, chiediamo, facciamo prima, va. Che palle, volevo ora l'auto. Oi. Allora, vediamo un attimo. Dici che devo fare le log? Vediamo. Pa-pa-para-pam. No, penso sia il prossimo. Ah, bella, grazie mille, fra. Avevo perso già le speranze. Oddio, quello no. Ah, sta là. Auguri. Oh! Auguri, aspetta, sta per lo ciampa. Vai. State auguri. Bella. Vediamo. Bella sì. Andiamo a fare un giro, va. Andiamo. Minchia. Allora, se mi vedi volare di nuovo, non mi dire nulla. Ok, non te lo dico. No, vabbè. Nel senso che se dovesse ricapitare, non rientro più, basta. Vediamo. Forse qua sì un po'. Qua, guarda un attimo. Oh.
Dentro è veramente bello. Vedi, sembra un po' limitata ai di 290, magari ci devo mettere un turbo. Sono curioso di provare a fare un full kit. Dai, bravo, benvenuto. Ma il turbo cosa cambia? Dovrebbe spingerti l'auto un po' più velocemente e anche un po' più come velocità massima, insomma, no? Ah, ok, non lo sapevo. Pensavo non servisse un cazzo il turbo. No, no, no. Oh, passa anche Madonna, la sei passato? Cazzo! Ah, bellissimo! Sta riparazione mi costerà un sacco di soldi. Già lo so. Intanto dovresti dargli una pulita che è lortissima. Sì, Aspetta. infatti. Comunque un bel colore, No. sa. Sì, è molto bella così. Sì, io la vedo però ancora sporca, vamo, che torniamo là. Bella, bella, bella proprio. Guarda il turbo quanto costa per quest'età. In generale, però, vediamo. Un sacco. Sì, Nico, bella, bella. Allora. Devi scendere un attimo. Oppa. Oh, ma stai sentendo? Sì, devi Ha, trovato il scendere. ha comprato una casa, Corrado ha trovato il deposito pieno di pistole. Serio? 100 pistole. Sì, smutati. E ora Ok. che ci fai? Fra, serio, hai trovato tutta quella roba? Corrado, apri la porta, per favore, no? Scendi un attimo, scendi un attimo. Compagno, scendi, voglio vedere. Ma serio, hai trovato tutta quella roba? Sì, in Bari abbiamo tipo... Io ho 60 pistole addosso. Mi sai consigliare dove prendere un PC? Tipo Fra, 30, Nico, non lo so dove prendere un Ma Ah, PC. l'avete vedi queste comprata? cose? Perché No, io ho mm, preso una casa a 60 io euro. l'ho fatto io, capito? L'ho 60 euro? Come 60 euro? Come si dice? Ma guarda, io tipo L'ho assemblato io, Fra, l'ho assemblato io. Io ho tipo 40 kg di pistole, ora me ne fotto tutte io, ma non ci ragiamo. Mamma, 50.000 euro la riparazione di quella botta. Ma dove si è? Oh, Ma il motore è stock. Ma Berlusconi mi ha fregato. Cavolo che 500.000 euro. Oh Gianni, ho comprato l'averino. Fra, vado dall'usato. Mi dice motore 4. Mi dispiace. 1 milione di modifiche perse. Niente, mi dispiace. Devo tornare da... E poi 50.000 euro una riparazione, ma si pazzo. Sì, Fra, mo proprio lo vado a dire. Salve. Ho visto. Allora, ho visto il turbo e ci sta... cioè costa 500.000. Porca troia. La riparazione di quel colpo che ho preso là sono 50.000. Volte, Però aspetta. il motore 4 non c'è. Ho comprato quindi- una casa a 60 euro. Vado di nuovo da- 2 milioni. Diglielo, voglio dire. Sì, lo vado a dire. Ho comprato una casa Ragazzi, avete bisogno di qualcosa voi? a 60 euro. Aspetta, se no vengo con te. Ok. No, per il momento no, vediamo se 60 euro tornando normali. la ripariamo la Il macchina. gioco. Ho Vuole 714? No, dico per la casa proprio. 714. Ma ti usciva qualcosa sulla minimappa oppure nulla? Allora, sentite un attimo. Io già sapevo che in città ci sono tipo le scuole casette blu dove tu ci vai, c'è il contratto da qui. Salve. Salve. Allora, la macchina è troppo bella. Diceva tipo che c'era Controllato una che ci sia il casa motore? Però il motore non acquistata a c'è, 60 infatti. euro. Allora lo comprata. mettiamo subito. Ho piazzato il deposito. Aperto, tutto pieno di pistola. Senti che rombo. Sì, sì, vero. Guarda, ma se che me ne Ma non ha la cosa la macchina, il motore. la gente Sì, lo sta infatti mettendo ora. questa casa che ci abitava prima. Aspetta che l'ha vado a presa. chiedere. Sai a volte quando la prendi dal garage che la Sì, vendiamo ma per dirti, tipo, spariscono. sì, io ora vado Vorrei nella chiedergli casa un quella gratis. vicino a casa Armeria, che è in vendita. Quando costa? No, quella lì Signor costa Berlusconi, non è che mi milioni, farebbe un sono full kit milioni. gratis Ma per perché aver mi comprato esce, l'auto? ma mi esce sulla minimappa quello in Sì, vendita? ora Questo qua, subito. La convinco così? Cazzo, qua costa 6 Tu hai milioni. quella Così la convinco a fare full kit. No, Ma dov'è che vengo? Raga, ho comprato E niente, mi ha detto di no. Serio? Aspetta, la champagne per le orecchiette non ci direi. raga, al 445.
Tanti agrumi! Come si fa? Raga, qualcuno che mi dà una mano a trovare qualche casa allora. Aspetta. Mamma che bordello in radio. Ui. Sto Svenut. Cos'è la radio delle partite? Sì, Sì, c'era il telecronista che urlava un po' troppo. Ah, sta vedendo lì. Sì, Sì, certo. io mi sto L'Andrea mangiando... sto vedendo. mi sto mangiando un bel cannolo, davvero siciliano, guarda qua. Che sta a fare? Allora, Un balletto, scusa. Sposati un attimo, non vorrei che... Ma già l'hai sfondata la macchina? Sì, fra 50.000 euro per riparare un mezzo paraurti. Guarda qua il signor quanto è bravo, grazie mille. tutto lavata, pulita e installato il motore bello. 4. Bello. Guarda qua il signor. Allora vi ringrazio. Mettilo qua fuori, qua fuori per salvarla. Sì. Oh. Sì, Ora poi se ci gliela va faccio sopra, va. frutta. Vai. Ciao ragazzi. Ciao, Grazie, ciao. avete un bel piatto di ciminiere pagati da mio amico. Per le orecchiette, le fa lui, con le sue dita. Beh, si sente già la differenza, penso, lo sai. Ecco, lo sponsor di questo video. Allora, praticamente stiamo parlando di NordVPN. Non si tratta di gestire attività legali o illegali, ma bensì della sicurezza online. NordVPN, infatti, è un servizio che offre tantissime cose nell'ambito di sicurezza online, che vanno da antipubblicità, anti-malware come Threat Protection Pro, con cui ci si riesce appunto, ad esempio, a bloccare tutti quei malware su cui facciamo clic accidentalmente, dove praticamente compaiono tipo 10.000 pop-up che infestano tutto quanto, schede a destra e a sinistra. Ecco perché un pop-up che ovviamente portano a delle truffe e a scam. Quindi Nord ha tantissimi strumenti per combattere tutto quello che ci minaccia online. Comunque, in sintesi, possiamo stare tranquilli con un abbonamento mensile, annuale o biennale, perché riusciamo a coprire fino a 10 dispositivi cliccando il link qua sotto, e potete usufruire anche di uno sconto per il Black Friday, in più anche 4 mesi extra sui piani biennali. Trovate tutto qui sotto in descrizione.